Torna al Festival Viva Voce e per un mese la città di Treviso sarà la capitale europea della musica a cappella, quel genere che ha per esclusiva protagonista la voce senza alcun intervento di strumenti musicali, un genere reso celebre in Italia dal quartetto Cetra, riportato in auge dai Neri per Caso e recentemente dai Cluster. 5 concerti dal 2 al 30 novembre porteranno nella Marca artisti di altissimo livello per un festival unico del genere in Italia. L'unico evento dedicato a questo genere musicale sviluppato in un arco temporale così lungo, un mese, tutto il mese di novembre avremo veramente il meglio della musica vocale nazionale e internazionale. Giunto alla 9ª edizione, Viva Voce si articola in 5 concerti, il primo con i Blue Penguin al Teatro Accademico di Castelfranco e poi 4 eventi a Treviso, all'Auditorium del Sant'Artemio e a Santa Caterina. Credo che la città dovrebbe essere riempita da molte persone che vedono in questo una occasione veramente imperdibile. Con Viva Voce collabora anche l'Ascom di Treviso che oltre a promozionare i concerti con materiale informativo nei negozi offrirà particolari sconti agli spettatori. Utilizzando il biglietto d'ingresso al festival c'è la possibilità con lo stesso biglietto di recarsi nei negozi convenzionati che hanno aderito all'iniziativa e fare gli acquisti con uno sconto.